Quando hai sentito la mano del carabiniere che ti prendeva, cosa hai provato? Ho baciato la mano. Io gli ho baciato la mano. Ha baciato le mani che l'hanno preso prima che la corrente del fiume se lo portasse via. Il trentenne Cristian Zilio deve la vita a questi due carabinieri che ieri notte sono intervenuti in questo tratto del Musone dei Sassi. Siamo verso le 23 in via del Maglio, a Villa d'Asolo, e Cristian sta tornando a casa dopo il lavoro alla guida della sua Range Rover. Sceglie di percorrere questa strada stretta e senza illuminazione. Da poco si è calmato un nubifragio e a lato il fiume è in piena. Appena la ruota ha toccato l'erba, la macchina mi è proprio portato fuori. A questo punto il SUV si capovolge e sprofonda nel fiume con l'acqua che inizia ad entrare nell'abitacolo. Là ho visto la morte in faccia perché quando vedi l'acqua entrare non si respira più. Ho tentato di mantenere la calma, ho fatto un lungo sospiro. L'ha urlato tante volte: non voglio morire, ha urlato forte. Ci vuole veramente istinto, forza di volontà per uscire in quelle situazioni. Sì, un attimo riuscire a mantenere la calma, quei secondi che mi sono bastati per almeno avere la lucidità di abbassare il finestrino, prendere un colpo d'aria e passare sotto. Pochi secondi prima che la corrente fortissima si portasse via l'auto. Era così forte l'acqua. Ma guardi, non ha portato via tutto, e anche una macchina da 15 quintali, trasportarla per quasi 1 chilometro vuol dire che la corrente era molto 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 forte. A quel punto l'istinto porta Christian a cercare un appiglio. Per fortuna ho trovato un ramo perché il primo che avevo trovato si è spezzato e sono andato in giù ancora. Per fortuna ne ho trovato uno che sono riuscito ad appendermi e sono stato là in balia dell'acqua, della corrente. Ho urlato che adesso non ho neanche più la voce, ho urlato come un forsennato e per fortuna ci sono delle persone molto qualificate che mi hanno salvato la vita per l'ennesima volta. Li ringrazio. E li ringrazio tanto perché hanno rischiato la vita anche loro. Le urla di Christian vengono sentite da un residente che allerta i carabinieri di Asolo. Lì abbiamo sentito delle urla, delle richieste di aiuto, le abbiamo seguite addentrandoci nel buio e lì abbiamo trovato l'automobilista che era ancora in acqua. Con l'aiuto di una torcia siamo riusciti a individuarlo in acqua aggrappato a un ramo. Solo vedendo con la luce del giorno il percorso che hanno fatto i due carabinieri ci si rende conto della difficoltà del soccorso. Ma non c'è tempo per attendere rinforzi, così i due militi dell'Arma decidono di agire. Non potevamo aspettare altro tempo e quindi il primo a tuffarsi in acqua sono stato io, aggrappandomi a un ramo e poi il mio collega, anche lui si è tuffato in acqua e siamo riusciti a portarlo su e a tirarlo in salvo. Arriva un'ambulanza che carica Christian con una spalla lussata per le botte e numerosi graffi in tutto il corpo, ma vivo, mentre i due carabinieri vengono portati all'asciutto dai colleghi giunti in rinforzo dalla stazione di Asolo. Oggi l'incontro voluto da Cristian Zilio per ringraziare pubblicamente chi l'ha salvato. Vi ringrazio per la prontatezza, per il coraggio che avete avuto nel salvarmi la vita. Siete stati veramente degli eroi. Perché ci vuole tanto coraggio per buttarsi nel buio tra questi rami e finire nella corrente di un fiume in piena. Non avete avuto un po' di paura? Paura no, è il nostro dovere questo e quindi abbiamo pensato a salvare una vita umana.